San Lorenzo, i 300 del Ponente, intervistiamo un famoso randonneur che è sempre in sella. Famoso. Eccoci qua, presentati. Ciao, sono Giuseppe Di Maria, sì, faccio parecchie randonnée, dai, ma non sono famosissimo. Dai. Come ti sei trovato oggi? Percorso, tempo? Bene, no, il tempo sta reggendo, speriamo che dovrebbe mettere l'acqua, ma dovremmo avere alle spalle, per cui se siamo veloci ce la teniamo dietro. No, il tempo va bene, il percorso perfetto e direi che tutto ok, tutto ok. Benissimo, grazie e buon giro, ci rivediamo al ritorno allora. Ciao, Ciao, grazie, ciao. A presto. I 300 del Ponente, qua siamo a San Lorenzo, stamattina gli atleti sono partiti da Varazze, sono già stati ad Arenzano, stanno venendo qua a San Lorenzo per il check, adesso andranno a Ventimiglia, dopodiché ritorneranno da noi e finalmente chiuderanno i loro 300 km a Varigotti. Siamo qui con il presidente del GS Ponente, Marino. Grazie, buongiorno a tutti. E come è andata quest'anno? Siete contenti di come è andato l'evento? Allora, l'evento è sempre molto condizionato dalle condizioni e soprattutto dalle previsioni meteo, che un pochino avverse lo erano e speriamo pomeriggio che gli atleti poi non trovino grosse difficoltà. Però insomma va bene così, ecco, va bene così, assolutamente. Prima edizione di una 300 che attualmente mancava, avete trovato un buon numero di partenti, gente contenta, percorso? Allora, il percorso chiaramente in questo periodo dell'anno, anche se siamo in Liguria e tutti sappiamo che qua stiamo veramente bene, però non è che ci possa concedere degli grandi spazi nell'entroterra. Perciò è un po' un ricalco di altre, sicuramente di altre randonnée che ci sono, ma qua gli utenti della randonnée sono contenti, sono soddisfatti, perché comunque è sempre bellissimo pedalare qui, sia nella ciclabile che comunque anche nella via Aurelia, che oggi non dovrebbe esserci un traffico terribile, insomma. Allora, come numero di partecipanti sicuramente ci sono stati intorno agli 80 per la 300 km e poi io, siccome sono partito prima che ci fosse la partenza della cicloturistica e della 200, non sono certo di numero dei partecipanti della 200 e della cicloturistica, però dovrebbero esserci un'altra trentina di atleti, ecco tutto. Insomma. Quindi essendo la prima edizione è già un ottimo numero. Può funzionare, sì, esatto. può andare assolutamente. Ripeto, sempre le condizioni meteo sono quelle che fanno la differenza. Sì, ma sicuramente diciamo che avrà altre edizioni, diciamo. Pensiamo di sì, insomma. Bene. Ecco tutto. Benissimo. Grazie ancora per l'evento organizzato, per tutto il vostro impegno tra voi soci per riuscire a mantenerlo e anche per gli atleti per aver creduto al vostro evento e a questo punto alla prossima randonnée. Benissimo, grazie Luca, grazie. Ciao, è dato a cominciare. Prima edizione della 300, hai già fatto altre 300? Ho fatto altre 300, non questa. Okay. Sì. Come ti sei trovato? Percorso, meteo? Bene, fino adesso bene, poi adesso vediamo perché la previsione è avere vento in faccia da Ventimiglia in poi, però mi pare che forse no, e poi la pioggia stasera, vediamo. Ok, e questa mattina siete già andati da Arenzano, come strade, problemi, tutto a posto? No, nella randonnée è tutto a posto, se vuoi ti racconto un piccolo episodio. Io arrivo da Chiavari, quindi ieri sono venuto in bicicletta, sono arrivato fino quasi ad Arenzano, poi c'era la frana e ho dovuto prendere il treno perché ho scoperto che neanche in bicicletta si riusciva a passare.
Bene, buon giro, buon rifornimento, ci vediamo al ritorno a questo punto. Eccoci qua con Luca Bondi che ci spiegherà velocemente la differenza tra le classiche bici aereo utilizzate nelle gare piuttosto che la differenza con le bici molto più comode delle rando. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, come ha anticipato lui, ci sono bici differenti, con forme differenti e geometrie differenti. Essenzialmente una bici come questa che vedete qua è una bici che è una perfetta via di mezzo di quello che potrebbe essere una bici da strada e una bici gravel, nel senso che ha dei passaggi ruota molto generosi. In questo caso per l'evento abbiamo montato delle gomme generose di sezione ma con un battistrada più stradale, ma posso tranquillamente montare gomme anche più adatte al fuoristrada. La forma e il disegno del telaio è differente dalle classiche bici da strada, anche se in realtà strizzano un po' l'occhiolino anche alla bici da strada per quanto riguarda i dettagli dell'aerodinamica, ma le apprezza chi veramente va forte. Ma essenzialmente l'angolo sterzo e l'angolo sella sono differenti e quindi questo si traduce in una posizione, una volta seduti sopra, molto più comoda e confortevole, che permette, stressando meno il fisico, di sopportare un po' di più la fatica e di stare seduti per molti più chilometri essenzialmente. Questa bici utilizza una trasmissione un pochino particolare, nel senso che oltre ad essere una trasmissione wireless, quindi non utilizza più cavi, tantomeno nei cavetti elettrici e quant'altro, esternamente è una trasmissione che utilizza una corona sola anteriore e 12 rapporti dietro. In realtà questa coppia di ruote è una coppia di ruote particolare perché ha un mozzo posteriore all'interno del quale c'è un demoltiplicatore e quindi io con i manettini wireless sul manubrio posso cambiare il rapporto all'interno del mozzo posteriore e posso simulare il funzionamento di una guarnitura con le due corone anteriori, anche se all'esterno in realtà di corone ce n'è soltanto una. Quindi è proprio una trasmissione che si chiama Classified, molto all'avanguardia, che rende la bici molto semplice e pulita, ma in realtà non ha niente di meno che la rapportatura classica di una bici da strada. Quanto costa la bici? Una bici del genere assemblata così potremmo stare tranquillamente intorno agli 8.000 euro. Quello che rende un pochino differente la posizione in sella di una bici come questa rispetto a una classica bici da strada è il dislivello che c'è tra l'altezza della sella e il manubrio. Non si cerca mai di far sì che questo dislivello sia tanto e quindi si privilegia un manubrio abbastanza alto rispetto alla posizione di una bici da strada per evitare che il busto sia troppo inclinato in avanti e quindi ci si affatica meno le braccia e la schiena e si guida meglio in fuoristrada. Perfetto. Tanto torno dopo. Grazie. Siamo qui con Walter Sericano, assessore allo sport del comune di Finale Ligure. Innanzitutto complimenti per l'enduro che siete riusciti a portare a casa, un evento decisamente prestigioso che darà veramente una grossa immagine alla città e siamo qua per parlare della 300 del Ponente, quindi lascio la parola. Bene, grandissimo evento, Finale Ligure è più che mai capitale dell'outdoor, di questi sport in questo caso di lunghissima resistenza, direi quasi un po' fakiri del ciclismo, perché fare 275 km seppur alla velocità che uno si sente di fare, però comunque sempre una grossa performance. Noi come amministrazione, come assessorato in particolare, siamo molto contenti insieme al GS Ponente e ai dirigenti molto impegnati della GS Ponente ad organizzare queste manifestazioni. Ne abbiamo fatto una il 7 dicembre, questa per me come amministrazione è la seconda, ed è stato un evento
evento che, al di là del numero che purtroppo qualche volta viene limitato dal tempo e dalle condizioni meteo, però è sicuramente un evento importante che fa conoscere Finale Ligure e il suo comprensorio anche a persone che non sono di questa zona, vengono per la passione sportiva, ma conoscono poi un territorio con il quale poi si possono anche un po' affezionare e ritornare, se è il caso, per viverlo magari più intensamente. Ecco. Lei è ciclista? Si è mai cimentato in randonnée? No, io sono un ciclista molto piccolo, non ho mai fatto randonnée perché appunto, come dicevamo, sono corse un po' che richiedono molto impegno, sono appassionatissimo di sport in generale, di ciclismo in particolare. Faccio una corsetta la domenica o forse infrasettimanale, ma poca roba, però questi sono eventi molto più importanti che richiedono molto allenamento, e ho visto persone anche un pochettino di età che però dimostra il fatto che se uno si allena e ha la passione può raggiungere degli ottimi risultati. Benissimo, grazie mille per tutto e per il tempo che ci ha fornito. Grazie a voi, grazie a voi. Ok, siamo qui con Roberto Rosa, uno degli artefici della 300 del Ponente. Cos'è una randonnée? Ciao, innanzitutto ciao Luca, grazie di averci assistito tutto il giorno. Ma la randonnée principalmente lo dice la parola, né forte né piano ma lontano, quindi è un tipo di ciclismo tranquillo, con i suoi tempi. C'è una bellissima tabella di marcia che io considero esageratamente valida, nel senso che hanno una velocità massima e minima da rispettare, che sono 17 km h minimo, 28 km massimo, quindi la gente non si fa prendere dalla foga, dall'arrivo, perché noi come organizzatori mettiamo giù un percorso, diamo dei punti di passaggio per controllare dove noi poi vidimiamo il loro passaggio, e lì diamo un cancello di apertura in base proprio a queste due velocità. Quindi c'è un percorso, c'è un orario da rispettare di quel cancello lì. Ogni punto di controllo viene vidimato, diamo a loro una carta di viaggio. Adesso vabbè, la tecnologia ci aiuta con delle tracce GPS, però sono nate come spiriti liberi, quindi tu davi i primi eventi sono nati che davi il posto, davi una traccia proprio cartacea, nel senso che dicevi partiamo, in questo caso da Finale Ligure, dobbiamo andare a Renzano, dobbiamo andare là, gli davi solo un punto e loro passavano, poi sceglievano loro qual era la strada migliore. L'importante è che dentro quel cancello arrivavano a quei punti lì. Poi il movimento, come queste randonnée che noi siamo dell'ARI Audax Italia, che è il movimento italiano che gestisce i brevetti, in base al numero dei brevetti ogni 4 anni c'è, diciamo, come diciamo noi, l'Olimpiade del cicloturismo. L'Olimpiade del cicloturismo perché partono loro questi brevetti. Bisogna compierli, bisogna fare susseguirli 200, 300, 400, 600 km, ti danno un punteggio a cui puoi accedere all'iscrizione, prima gli anno precedente la preiscrizione, poi all'iscrizione alla mitica Parigi-Brest. La Parigi-Brest è la super randonnée, l'Olimpiade come già detto prima, che copre 1200 km, ed è un po' il sogno del cicloturista, del cicloamatore, via fare almeno una volta nella vita la Parigi-Brest, è un po' come ho detto prima l'Olimpiade del ciclismo. Questo è proprio lo spirito, ma come ripeto, lo spirito è proprio un ciclismo innanzitutto non impattante, perché ormai il traffico cittadino ci impedisce, proprio l'aumento del traffico degli ultimi anni fa sì che non riusciamo più a andare in sicurezza, quindi non impatta, partono con calma, sono tassativamente a codice della strada, e poi niente, fanno soprattutto quello che ho notato negli ultimi anni, si fa spirito di aggregazione, sono più o meno i soliti gruppi che si ritrovano, 2 o 3, e fanno un po' questo. Dai, diciamo che a grandi linee lo spirito della randonnée è quella. Concordi Luca? Concordo, e complimenti ancora per tutto quello che avete organizzato. No, grazie a voi, grazie mille, grazie. Allora, com'è andata la mostra? È andata stupendamente, brava l'organizzazione e soprattutto dai, è andata bene perché il tempo ha retto fino quasi alla fine, quindi abbiamo preso solo un'oretta d'acqua, poteva andare peggio, ma ci siamo scaldati.
dire che cosa tu? Una super organizzazione, grandissima ospitalità, bellissimo il percorso, ottimi ristori e ci siamo proprio divertiti. E soprattutto abbiamo lasciato le ridenti e soleggiate rive del lago di Garda per venire nelle poco ridenti e direi poco soleggiate spiagge della riviera di Ponente. Però l'eccezione che conferma la regola, di solito va meglio. Boh, vi aspettiamo allora alla prossima edizione. Ciao e buon rientro. Ciao, ciao, ciao. Allora, sì, intanto raccontaci la tua 300 del Ponente. Prima 300 dell'anno, abbiamo aspettato fino all'ultimo sperando in una giornata di sole e poi dopo siamo venuti lo stesso perché comunque mezz'ora, tre quarti d'ora d'acqua, però buona. È andata bene, 26 qualcosa, 26 e mezzo di media, buona. Sì. E da dove venite? Veniamo da Milano, ci siamo svegliati stamattina all'1:30, partiti alle 2, alle 4 eravamo qui, alle 5 abbiamo iniziato all'Arando e siamo del Genoa 1913, società che tutti scambiano per ligure ma in realtà è milanese ed è una delle società più vecchie, società ciclistiche più vecchie in Italia. Complimenti, buon rientro e una buona scalata e una bella mangiata. Asciugatevi soprattutto. Allora, raccontaci la tua 300. Allora, siete stati bravissimi, c'è stato un ottimo rinfresco in tutti i vari ristori abbondanti. Dovevamo andare un pelo più veloce, abbiamo preso l'acqua dal Benga qua, però dai, è andata bene. Abbiamo impiegato poco più di 10 ore, quindi va benissimo. Va bene così e vi ringraziamo tanto di quello che avete fatto e che fate sempre per noi. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ed eccoci qua, siamo qui con Giuseppe Leone, per noi Pino, grandissimo Pino, capitano della nazionale randonnée per 4 anni, è venuto a onorarci della sua presenza, ma Pino più che, diciamo, è un grande amico del gruppo sportivo Ponente Ligure. Pino, dici le tue impressioni, sei appena arrivato, un po' bagnato. Non è la prima volta che vengo qui, quindi mi pare ormai le strade le comincio a conoscere abbastanza bene. Certo, venire da Fano ci fa veramente onore che sei qua con noi. a Finale Ligure sono 1000 chilometri fra andata e ritorno, per farne 300 mi sembra che l'impegno ci sia stato da tutti i punti di vista, sia economico che sportivo. Bravo, grazie. Ma sullo sportivo non avevamo dubbi, sull'economico neanche. No, grazie. Pino, raccontaci un po' le tue avventure velocemente, noi le dedichiamole tutte. Parigi-Brest la facciamo? Proviamo a rifarla per l'ultima. Non si sa se sia l'ultima perché uno dice è l'ultima, adesso è l'ultima. A 75 anni, l'anno prossimo 76 proviamo a farla. Vediamo, è la quarta, sarebbe la quarta, quindi adesso intanto per quest'anno abbiamo messo in cantiere tre monumenti. La Sicilia no stop, poi Alpi 4000 sarebbe la terza e per finire Firenze-Roma-Firenze. Ok, diciamo che non ti fai mancare niente neanche nel 2026. Direi proprio di sì. Devo dire che per fortuna tocchiamo ferro, la salute mi assiste ancora. Ok, quello è importante. È importante perché senza di quella lo sport non si può fare. No, assolutamente. E salutiamo Pino Leone con un invito. Noi ti invitiamo ufficialmente il 6 dicembre di nuovo a Finale Ligure, che facciamo la nostra seconda edizione. Andiamo a Seborga, al Principato di Seborga. Quest'anno ho fatto quella di Sorrento. Ok. Vorrei fare un piccolo ricordo di una persona. Volentieri. Gian Donato Bava. Sì. L'ultima volta che sono venuto qui ho fatto la randonnée di Alassio e ho portato al traguardo Gian Donato Bava. Era contentissimo di essere arrivato, ha detto Pino, sono una palla al piede. Ma che palla al piede? Assolutamente. Abbiamo 4-5 foto insieme
anche davanti al muretto. Questo è un ricordo che... Grazie Pino, sì, veramente Gian Donato sempre presente alle nostre manifestazioni, sì, recentemente mancato. È stato sempre da voi. Sì. Grazie Pino, buon rientro a casa e buon proseguimento. E ci vediamo il 6 dicembre allora. Speriamo di sì. Dai, grazie mille. E per ricollegarci al discorso delle lunghe distanze, delle super radonè, siamo qui con Agostino Donato, ma lascio direttamente parlare a lui del suo grande evento che ha in calendario quest'anno. Agostino, tocca a te stavolta, ho in mano la tua locandina, quindi non ti nascondere. Grazie mille dell'opportunità, perché è un'occasione questa di una grande randonnée, la LRM mondiale, che abbiamo pensato di fare tra Firenze e Roma, perché sono le due capitali d'Italia. Un lungo percorso su tutta l'Italia centrale, che prende la Toscana, l'Umbria, un pezzettino di Abruzzo, il Lazio, e poi si ritorna in Toscana per l'ultimo pezzetto. Tocca tante belle realtà paesaggistiche e naturalistiche dell'Italia centrale, partendo da Vallombrosa, Poppi, Anghiari, Gubbio, Foligno, Spoleto, tutta una serie di luoghi che sono ormai classici del turismo anche internazionale e che vengono toccati da questa randonnée. Abbiamo pensato di proporla perché ci sembrava il caso, dopo le randonnée lunghe sia al nord che anche al sud, mancava qualcosa sul centro Italia, anche perché insomma c'è tanto da vedere, come d'altronde anche dappertutto. Sì, l'Italia è tutta bella, però ecco, passando da Firenze a Roma e poi dopo tornando in su, anche tutti i laghi che ci sono, perché abbiamo fatto diversi laghi, il lago di Turano, il lago di Bracciano, Nemi che è bellissimo, il lago di Vico, seguendo un po' anche l'impronta che c'è tra i due fiumi, tra l'Arno e il Tevere. Ecco, abbiamo seguito questi due grandi fiumi e abbiamo percorso un po' tutta l'Italia. La cosa forse anche più bella per me è toccare Civita di Bagnoregio. Civita di Bagnoregio che è sempre nominata, però insomma visitata poco, diciamo, dal ciclismo, come anche Orvieto e anche altri posti. Agostino, due domande tecniche: quanto impegno ci hai messo per i percorsi, quante volte hai visionato i punti? Allora, sì, l'impegno è partito 2 anni e mezzo fa, dopo la Parigi-Brest-Parigi. Abbiamo pensato che anche una distanza così di 1200 km con un dislivello abbastanza abbordabile potesse essere interessante. Formato su 1200 km. Sì, su 1200 km, 13.000 metri, insomma è abbastanza abbordabile, anche perché non abbiamo messo grosse salite. Esatto, ma ti chiedevo proprio quello, per entrare nel tecnico, i punti più, diciamo, difficoltosi, diciamo che l'impegno più grosso è il primo giorno, però partendo la mattina alle 5, perché tocchiamo Vallombrosa, dove insomma si sa che è un posto di una foresta bellissima, e si arriva fino a 700-800 metri massimo, e questo è il punto più difficile, diciamo, perché ci sono dei punti impegnativi sul 10%, 11-12%, però poi dopo tutto il resto non è abbastanza abbordabile, ecco. Ultimissime 2 domande, ritrovo? Sede di partenza? Sede di partenza è Scandicci, dal castello dell'Acciaiolo, è un bellissimo castello che assomiglia un pochino a Rambouillet, un piccolo Rambouillet. Lo sapevo, come te l'ho voluto dire. E poi dopo, toccando Roma, si torna in su e di nuovo l'arrivo al coso di Scandicci. Date? 18 agosto di quest'anno, dal 18 al 22 agosto di quest'anno, 90 ore per 1200 km con 13.000 di dislivello,
penso che sia una cosa abbastanza abbordabile per tutti. Io l'ho fatta l'ho già provata l'anno scorso di agosto, proprio per le date per vedere il traffico soprattutto delle strade, e lo rifarò ora a luglio per rivedere tutto il percorso tutto insieme. So che non lasci nulla al caso. Allora, no, fai così. Sì, sicuramente. Beh, innanzitutto da parte del gruppo sportivo ti ringraziamo per essere venuto alla nostra edizione della 300 e non inutile che te lo dico, complimenti per l'organizzazione e poi ci rivediamo magari a fine anno e ci racconti l'avventura. Grazie Agostino, buon rientro a casa. Grazie degli auguri.